senza filtri né censura. La tua radio. Senza. Va ora in onda Regioniamoci sopra. Conduce Giuliano Zulin. Amici di Radio Libertà, ragioniamoci sopra, Giuliano Zulin con voi, come sempre parliamo di autonomia, di regioni, di sistemi elettorali, di cambiamenti, di riforme. Ovviamente oggi è un martedì particolare perché è il martedì nel quale l'America è chiamata a scegliere il nuovo presidente dopo 4 anni, un evento storico seguito chiaramente da tutto il mondo. Lo scopriremo chiaramente solo domani mattina all'alba, diciamo, chi è il vincitore o la vincitrice di questa accesissima campagna elettorale, forse una delle più avvincenti degli ultimi decenni. Ma, una cosa che a proposito di ragionarci sopra è deriva da questa contrapposizione, nel senso che a proposito di sistemi funzionanti istituzionalmente ovviamente. Cioè, oggi in America, si sa da tempo che si vota per il presidente, il primo martedì del mese e succede da, decenni, secoli, no. Poi il 17 dicembre il congresso americano, perché sappiamo tutti che ci sono 50 stati, 538 grandi elettori, perché non c'è l'elezione diretta, infatti, diciamo, il cittadino, l'elettore americano vota questi grandi elettori e poi il grande elettore va al congresso e di fatto dice: "Sì, io ero per Trump, no, io ero per Kamala Harris", per cui di fatto poi conferma il suo la sua scelta, il suo presidente o la sua presidente. Allora, questo avverrà il 17 dicembre, poi il 20 gennaio ci sarà, la proclamazione ufficiale col giuramento sulla Bibbia del presidente degli Stati Uniti o della nuova presidente degli Stati Uniti, e da lì partirà l'amministrazione Trump o l'amministrazione Harris. Diciamo che c'è questa certezza incredibile che si vota a novembre, poi il presidente entra o la presidente entrerà in carica ufficialmente fra quindi un paio di mesi circa, poco più, e poi partirà ufficialmente, come dicevamo poco fa, l'amministrazione, la sua politica, il suo mandato chiaramente per 4 anni. E poi fra 4 anni si ripeterà lo stesso rito. Ora, uno dice: "Perché gli Stati Uniti sono i numeri 1 al mondo come potenza economica, militare, geopolitica, anche culturale per certi versi, sia nel bene che nel male, ovviamente ognuno ha la sua idea, mentre l'Europa, mentre appunto vediamo negli Stati Uniti sta succedendo un rito ormai classico, tradizionale, studiato con, ehm, aneddoti, storie, qualsiasi roba, in Europa, dopo aver votato il 9 giugno per il Parlamento europeo, siamo, arrivati adesso che è il 5 novembre con, la presidente von der Leyen che è stata nominata, diciamo, scelta come, presidente incaricato, e adesso il Parlamento dovrà approvare definitivamente, anche la sua squadra, che lei ha scelto chiaramente con una mediazione fra stati e partiti che compongono di fatto la maggioranza parlamentare a Strasburgo e Bruxelles di Ursula von der Leyen. Però non è che è scontatissimo che tutti i commissari saranno confermati, quasi sempre così, ma, nelle varie commissioni parlamentari, ci sono queste specie di, chiamiamoli audizioni, interrogazioni,
dei vari commissari che loro si presentano un curriculum, un mandato, dei programmi, delle idee, si fanno conoscere, no, dai commissari, dai parlamentari e poi verranno confermati oppure no. Allora capite bene che questo sistema, noi parliamo molto di sistemi istituzionali, perché l'autonomia è un sistema istituzionale, perché, chiaramente è sancito dalla Costituzione e soprattutto determina il modo di amministrare uno Stato, un territorio. Ecco, vedete in Europa questo sistema, farraginoso, vecchio, lento, burocratizzato, cosa porta alla fine? Che l'Europa perde terreno a livello di competitività, ne parla spesso Mario Draghi, ma ne parlano più o meno tutti, non solo Mario Draghi, di competitività, di forza economica, di prospettive migliori. Cavolo, cioè vediamo da una parte una certezza infallibile, che è quella americana, che cascasse il mondo anche quando ci fu il Covid, si votò lo stesso, il primo martedì del mese, e poi il 20 gennaio il presidente Biden, quando noi eravamo con le zone rosse che potevamo andare forse a trovare i parenti, un giorno sì e l'altro no, per via della pandemia, e là invece il presidente, entrò in carica e partì con la sua politica. Da noi, ripeto, sono in Europa, non parliamo neanche dell'Italia, che comunque ha riti forse meno barocchi, meno arcaici e più veloci forse, nonostante tutto. In Europa vediamo che da, allora giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dopo 5 mesi non è ancora partita ufficialmente la politica europea. Perché? Perché, non so, perché se c'è un problema politico di meccanismi, alla fine sono i meccanismi, no, che sono, come dire, fuori dal tempo. Cioè forse andava bene nell'83 quando, andava bene magari 40 anni fa questo sistema, perché alla fine non c'era questa integrazione politico-istituzionale e soprattutto economica, perché lo ricordiamo abbiamo un'unica banca centrale più o meno in gran parte della Unione Europea, e quindi un'unica moneta. Cioè, questo sistema di pesi, contrappesi, veti, controveti, perdere tempo, parlarsi, alla fine cosa porta? Porta all'immobilismo, all'indecisione e alla decadenza. Ricordo sempre in Polonia, diciamo che durante l'età moderna la Polonia era uno stato sovrano chiaramente, però il re non aveva un potere super assoluto, perché doveva consultarsi sempre con i propri i nobili, una specie di, chiamiamolo così, parlamento dei nobili. Cosa succedeva? Che se c'era il veto di uno, se non erano tutti d'accordo, non si faceva niente. Il risultato: dopo 2 secoli la Polonia fu invasa e poi la Polonia fu invasa ripetutamente, divenne uno stato cuscinetto. Solo dopo il secondo dopoguerra divenne uno stato autonomo, anche se poi sappiamo tutti fu sotto, l'ombra dell'Unione Sovietica, fino a chiaramente la caduta del muro di Berlino, la Solidarnosc, Lech Wałęsa, il Papa Giovanni Paolo II, e alla fine la Polonia adesso è uno stato che per performance economica è il migliore dal 2007, in Europa fino ad oggi, e grazie alla sua crescita economica probabilmente, nel 2030 entrerà nel G20, cioè parliamo di una vera e propria potenza. Il tutto perché c'è un sistema, il tutto perché non è più un sistema farraginoso, cosa che invece sta succedendo in Europa. E a proposito di sistemi farraginosi, scusate questa digressione, ma bisognava parlare degli Stati Uniti perché oggi è il giorno del giudizio, come dire. A proposito di sistemi, sempre prendendo spunto dall'attualità, dalla realtà che ci circonda, abbiamo visto tutti, ahimè, cosa è successo a Valencia, nei dintorni di Valencia, la mega alluvione, l'uragano Dana che ha distrutto case, famiglie, centinaia di morti, dispersi e tutto.
e la grande contestazione nei confronti del re, del premier Sánchez, e ovviamente del presidente della Generalitat della Comunidad Valenciana. Ora, io lo aspettavo al varco e infatti è arrivato l'editoriale ieri su Il Corriere di Napoli, firmato da Antonio Polito, cioè editorialista, ex vice direttore del Corriere della Sera, è stato anche senatore per il Partito Democratico. Insomma, lui scrive, di fatto dice: "Guardate cosa insegna Valencia, che l'autonomia non fa bene". Questo perché? Perché il problema di Valencia, oltre all'aspetto chiaramente climatico estremo che è accaduto, è legato anche a, scarso allarme che è arrivato quando ormai la piena, l'alluvione era in corso e le macchine si stavano accatastando, e soprattutto poi è arrivato dopo perché, la Comunità Valenciana ha aspettato troppo a dichiarare lo stato d'emergenza, perché è p sua prerogativa, istituzionale, il suo potere è proprio quello della gestione della protezione civile, diciamo banale ovviamente, e quindi di tutte le emergenze. Il premier Sánchez ha detto: "Ma se lo chiedono noi siamo pronti". E in realtà forse premier Sánchez, doveva dire: "No, se non me lo chiedi io intervengo lo stesso". Per cui alla fine si son persi 4, 5 giorni per gli interventi e solo diciamo quasi dopo una settimana è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Questo ha fatto da lì nasce la contestazione allo stesso Sánchez domenica con, come dire, l'assalto alla sua macchina, il fango che gli hanno tirato alcuni cittadini, l'assalto anche contro i reali spagnoli. E Polito lunedì sul Corriere di Napoli dice: "Beh, cioè che senso ha", dice proprio, ve lo leggo, dice, riferendosi chiaramente alla riforma autonomista italiana che, fra le materie sappiamo c'è anche il trasferimento della protezione civile, come han chiesto 4 regioni, in capo alla regione. E dice Polito: "Perché cambiare? Perché disfare un sistema di coordinamento nazionale che rappresentò un fondamentale progresso quando fu istituito proprio dopo il terremoto in Campania del 1980, per reagire alla vergogna della lentezza dei soccorsi? Perché rinnegare il varesino Zamberletti che quel sistema progettò e fondò? Che cosa ci fa pensare che una sola regione saprebbe gestire un'emergenza ambientale meglio di un sistema nazionale? Ci sono funzioni che possono essere certamente svolte meglio a un livello di governo più vicino ai cittadini, ma viene da pensare alla stessa sanità, con esclusione però anche lì dei momenti di emergenza nazionale come una pandemia. Ma ci sono materie, e la protezione civile al pari degli approvvigionamenti energetici è una di queste, in cui lo Stato garantisce certamente meglio efficacia e rapidità in azione, naturalmente sempre in rapporto con i poteri locali. Che vuol dire poi che la protezione civile non richiede i LEP? Il livello essenziale della prestazione da garantire su tutto il territorio nazionale è in quel caso la tutela della vita umana, ciò che la Generalitat di Valencia non è riuscita a fare. Non che Polito giustamente ha la sua idea e la esprime. Noi però qui a Ragioniamoci Sopra diciamo un'altra cosa: se, c'è un errore non è colpa dell'autonomia o del potere che aveva la Comunitat Valenciana di chiamare subito l'emergenza nazionale, alzare la mano e lanciare un SOS non solo magari a livello spagnolo, ma europeo. Il problema sta nelle persone, non nel sistema. Perché se fino dal 1957 al 2024 il sistema, diciamo, idrogeologico, ambientale, edilizio, valenziano ha retto, vuol dire che forse qualcosa quella gestione è stata buona, no? Se oggi, se la settimana scorsa qualcosa è andato più che storto, è lì un problema di persone, non è un problema di sistemi. Forse invece proprio l'autonomia ha permesso per decenni al territorio valenziano di rimanere al sicuro. Se c'è stato un errore, non è stato certamente per colpa dell'autonomia, ma è stata colpa degli esseri umani che hanno gestito male questo potere e quindi, è ovvio che, non possiamo fermare l'autonomia italiana solo perché uno a Valencia ha sbagliato. Ma di errori e di contraddizioni ne parliamo nella seconda parte perché c'è una chicca meravigliosa. Ragioniamoci sopra, torna fra poco dopo la canzone. A dopo. Ciao, ciao, ciao.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. I've heard it all. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ci sopra Giuliano Zulin, Radio Libertà, e dicevamo di errori e contraddizioni che ne parlavamo adesso. Allora, una cosa che a me ha sempre colpito è questo: come mai la regione Emilia-Romagna prima voleva l'autonomia e adesso non la vuole più? Ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale per dichiarare illegittima a livello costituzionale parte o tutta la legge Calderoli, e il 12 novembre, settimana prossima, si deciderà questo, e poi eventualmente da lì ci sarà il percorso referendario, che probabilmente avrà un suo seguito oppure no, in base anche a quello che dice la consulta. Ricordiamo sempre, l'abbiamo detto qui a Ragioniamoci Sopra qualche tempo fa, che la consulta diceva che bisognava istituire i LEP finalmente, perché dovevano essere istituiti ancora 10 e oltre anni fa, nessuno li ha mai fatti. La legge Calderoli dice bisogna fare i LEP e poi si fa l'autonomia, per cui probabilmente non so se la consulta boccerà tutta la legge Calderoli, vediamo, ma questo
noi non siamo come certi che danno per scontato tutto, in base alle loro idee, le decisioni che dovranno prendere i giudici costituzionali, vedremo cosa decideranno e poi da lì capiremo, anche perché l'autonomia è un treno che, come molti dicono, è partito e non si ferma più. Era partito proprio l'ultimo giorno di febbraio del 2018, a 4 giorni dalle elezioni politiche del 2018, che videro all'epoca il grande trionfo di M5S e poi si arrivò dopo 3 mesi, quindi meno della gestazione europea, al governo giallo-verde all'epoca, o giallo-blu, insomma ognuno lo chiami come vuole, Lega M5S. Vabbè, insomma, alla fine, però il PD nel 2018, governo Gentiloni, sottosegretario degli affari regionali Gian Claudio Bressa, PD, Stefano Bonaccini, prendiamo solo, cioè Bressa su indicazione di Gentiloni siglò delle preintese con le regioni che avevano chiesto l'autonomia: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In Lombardia e Veneto questa trattativa è figlia di un referendum consultivo che aveva visto i cittadini chiedere una maggiore autonomia per il proprio territorio, in virtù anche ovviamente della riforma costituzionale votata nel 2001 sempre dal centrosinistra e confermata da un referendum confermativo, appunto come previsto dalla Costituzione, sempre nell'autunno del 2001. Bressa, ma andiamo a vedere, ecco, l'intesa anche firmata con l'Emilia Romagna, perché in Emilia Romagna è un caso particolare. Primo perché, come diciamo, adesso l'Emilia Romagna sembra la nemica dell'autonomia differenziata, mentre all'epoca con Stefano Bonaccini e tutto il PD invece erano proprio in prima fila per volere l'autonomia. Le cose che, a me colpiscono incredibilmente sono 3. Allora, prima parlavamo della gestione, delle polemiche sulla gestione a Valencia del disastro legato all'uragano Dana. E niente, qua praticamente l'accordo con l'Emilia Romagna, la pre-intesa firmata nel 2018, 28 febbraio 2018 di fatto dal governo Gentiloni e da Stefano Bonaccini, verteva su delle, come si dice, materie, che sono adesso oggetto anche del trasferimento di funzioni, previste nella legge Calderoli, contestatissime dal PD, ma non solo, anche dalla CGIL, insomma da tutti quelli che non amano la riforma autonomista. Però adesso andiamo a vedere, no, cioè allora hanno raccolto le firme 1.300.000, 1.200.000, firme in quest'estate, quelli che vogliono il referendum per abrogare la legge Calderoli, perché han detto che ci sono delle materie che non possono essere delegate alle regioni. Quali sono 'ste materie? Lavoro, perché dicono, che si creerebbe chiaramente, una disparità tra le regioni ricche e quelle meno ricche, l'istruzione che direbbero: "Ah, c'è un disastro", cioè, la sanità, che ha detto: sanità di serie B, e la protezione civile per senza, dimenticare, la salute appunto, senza dimenticare anche il ruolo della, regione, in questo caso abbiamo detto prendiamo in esame la Emilia Romagna, nel contesto europeo, dove abbiamo visto che addirittura anche un vice premier come Antonio Tajani ha detto: ma non è possibile perché le politica estera la faccio io, la fa il governo, non possono farle". E invece proprio quel 2018, 28 febbraio, Gian Claudio Bressa, su indicazione chiaramente concordando con Gentiloni e immagino con tutto il PD dell'epoca, ma comunque sempre PD, non è che sia cambiato, ma soprattutto non è che son passati 92 secoli, ma 6 anni, disse, cioè siglò questa preintesa per dare, in gestione delle funzioni e quindi anche delle risorse in materie come lavoro, istruzione, sanità, ambiente e ruolo della regione all'interno dell'Unione Europea. Io non so se quelli del PD sanno che avevano firmato una roba del genere, non lo so, ma soprattutto a me, per esempio, a me fa veramente, ehm, impallidire, per esempio, quello che era previsto
nel preaccordo, in particolare della sanità. Siccome si parla tutti i santi giorni del fondo sanità, ci dice gridiamo all'allarme che la sanità pubblica sta finendo, che il governo destina pochi soldi, cosa che tra l'altro a livello nominale non è vero. Poi dopo se uno va a vedere in funzione al PIL è un'altra questione, però a livello nominale il governo aumenta la dote ogni anno, ma come era successo negli anni precedenti. I tagli invece, lo ricordiamo, alla sanità cominciarono con il governo Monti, sorretto, votato per esempio anche dal PD, ma questo è un altro discorso, no, che non vogliamo approfondire. Vediamo invece questo preaccordo tra, governo Gentiloni, Paolo Gentiloni, PD, firmato da Gianclaudio Bressa, sottosegretario agli affari regionali, PD, e Stefano Bonaccini, presidente all'epoca della regione Emilia Romagna, PD, per quanto riguarda per esempio la sanità. Allora, ve lo dico a sommi capi: possibilità di rimuovere i vincoli di spesa specifici nella gestione del personale. Quindi vuol dire che la regione poteva spendere magari un po' di più per il personale medico, cosa che peraltro adesso non è vero, ma adesso gli amici, quelli che vogliono il referendum contro la legge Calderoli, spingono affinché non passi questa roba qua, proprio perché dicono no, sì, no, si crea le regioni seriali serie B. Cavolo, era previsto in un'intesa siglata tra 2 esponenti del PD, 1. Poi un altro punto è programmare l'accesso alle scuole di specializzazione e borse di studio per i medici specializzandi, possibilità attraverso accordi stipulare contratti a tempo determinato, specializzazione del lavoro. Poi vediamo, adottare decisioni basate sull'equivalenza terapeutica dei medicinali, definire forme di distribuzione diretta dei pazienti, istituire e gestire fondi sanitari integrativi e programmare investimenti edilizi tecnologici in orbita pluriennale. Cioè, ragazzi, qua stiamo parlando di robe, che se adesso le portasse avanti, che ne so, Attilio Fontana o Alberto Cirio verrebbe giù, o Bucci, no, il presidente Bucci nuovo, della regione Liguria, verrebbe giù il diluvio, perché direbbero: "Ah, qua alla fine c'è un disastro", no. Poi a proposito c'è anche il discorso che, dicevamo sull'istruzione, ecco, l'istruzione è un altro grande cavallo di battaglia dei pro referendum, che dicono qua è un disastro. Allora, l'accordo per intesa firmata da un esponente del PD con un altro esponente del PD nel 2018 per l'autonomia differenziata all'Emilia Romagna dice: "Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione dell'autonomia scolastica attraverso un piano pluriennale adottato ovviamente d'intesa con l'ufficio scolastico regionale". Poi può costituire un fondo regionale per consentire l'integrazione, è attribuita alla regione la competenza legislativa e disciplinare e le modalità organizzative e attuative a realizzare un sistema integrato di istruzione professionale. Insomma c'era, addirittura poteva intervenire, sulla sanità, ma poi per esempio un'altra roba del lavoro, no, che si dice: "Ah, vacca miseria, adesso se passa il referendum si creerà più lavoro nelle regioni cosiddette ricche", e invece no. Alla regione Emilia Romagna è attribuita la competenza legislativa per regolare e integrare le prestazioni di politica attiva in ragione di quella politica passiva erogata dallo Stato. Cioè, lo Stato mette la cassa integrazione, la politica attiva la fa la regione Emilia Romagna, questo non ha senso. Poi alla regione è attribuita la competenza legislativa per l'introduzione e disciplina di misure complementari di controllo, materia oggetto di delegazione generale, le funzioni di vigilanza esercitate in raccordo con l'ispettorato territoriale del lavoro, cioè la regione può andare a vedere il lavoro nero, cosa che in teoria per chi è autonomista come me, mi sembra una roba carina, no, cioè che nel senso che tu, puoi andare a lavorare e cercare di gestire chiaramente le situazioni brutte, no, cioè, quelle proprio, di caporalato, porcherie, proprio perché la regione, magari il territorio, può avere più possibilità di entrare direttamente, conoscere certe situazioni ed andare a estirpare. Poi per esempio al tema ambiente, no, funziona praticamente, alla regione Emilia Romagna, sarebbero state conferite
le seguenti funzioni: programmazione triennale, interventi di difesa suolo e coste regionali, programmazione triennale, investimenti a bonifica siti contaminati di interesse regionale, programmazione interventi, conservazione e valorizzazione delle aree protette regionali, piano di tutela delle acque, piano di risanamento della qualità dell'aria, sottoscrizione di accordi con altre regioni per l'ingresso nel proprio territorio di rifiuti che derivano dal trattamento di rifiuti urbani non differenziati, quindi anche gestione della materia, appunto, rifiuti. Poi vediamo accordi che hanno oggetto la gestione di attività e impianti finalizzati a trattare rifiuti, acque reflue, individuazione degli ambiti territoriali ottimali per il superamento della frammentazione, sempre la gestione dei rifiuti. Ragazzi, qua praticamente c'è proprio un aspetto di, come dire, maggiore autonomia proprio nella gestione della cosa pubblica e del particolare, del territorio, che ha chiesto tra l'altro l'Emilia Romagna dopo i vari eventi purtroppo legati all'alluvione del 2023 e anche quella del 2024. C'è poi tutto un discorso anche di ruolo. Il governo della Repubblica e la Regione Emilia Romagna si impegnano a rafforzare le forme di partecipazione delle autonomie al consolidamento dell'Unione Europea e intensificazione delle relazioni transfrontaliere e la cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali. Questo perché il governo e la regione Emilia Romagna si impegnano a rafforzare la partecipazione della regione stessa alla formazione degli atti normativi comunitari nelle materie oggetto di autonomia differenziata, articolo 116, comma 3, Costituzione. Cioè, chiudiamo qua, no, perché il tempo sta finendo. Tutto quello che contesta gli anti-autonomia alla legge Calderoli l'avevano sottoscritto nel 2018, forse anche più di quello che è previsto nella legge Calderoli, tra esponenti del PD. Ora, io mi rimetto nelle mani della corte, ecco, non so come diremmo in un film, perché è veramente una cosa da far conoscere, far girare. Quello che viene bocciato adesso era stato siglato, controsiglato, timbrato, vidimato nel 2018, 28 febbraio, a 4 giorni dalle elezioni politiche, solo per prendere un pugno di voti. Però quando si firma una roba, amici, cioè le firme hanno un valore, no? Perché altrimenti cosa stiamo a fare? Ragioniamoci sopra. Radio Libertà, Giuliano Zulin vi saluta. Ci vediamo la prossima settimana. Buona nottata elettorale negli Stati Uniti e come sempre buona autonomia a tutti. Ciao ciao. Avete ascoltato